Massacro di Cison di Valmarino, spunta una nuova pista che si concentra su un tossicodipendente del posto, forse lo stesso uomo che il giorno prima era andato a casa della coppia. Crollo del Partito Democratico, Laura Puppato esce sconfitta da queste elezioni e dice: ha vinto la paura, è stato ingingattito il tema dell'immigrazione. Gli scontri nel derby Vicenza-Padova dello scorso 27 gennaio, decine le perquisizioni da parte della polizia tra gli ultras, indagato anche un trevigiano. Vaccini, ultimi giorni per le famiglie per mettersi in regola, Zaia chiede buonsenso per i bimbi di asili e materne che dovranno interrompere l'anno scolastico. Armato di coltello intorno a mezzogiorno, rapina al supermercato Crai di Villorba, dopo poco i carabinieri arrestano il giovane bandito. Avventura già finita in Islanda per Andrea Budu Tognolo, l'atleta di Castelfranco era partito per una corsa in solitaria ma è stato investito da un'auto pirata. Domenica 11 marzo, stop alle auto all'interno delle mura di Treviso, eventi e tanto sport in centro città, ma di ambiente si parlerà in diversi appuntamenti per tutta la settimana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In apertura anche questa sera il massacro di Cison di Valmarino, in paese da quel terribile giorno del duplice omicidio dei coniugi Nicolasi. Il paese appunto si interroga e spunta una nuova pista che si concentra su un tossicodipendente del posto, forse lo stesso uomo che il giorno prima era andato a casa della coppia e che adesso sembra essere svanito nel nulla. È caccia ad un tossicodipendente che dal giorno del massacro in via Marzolle sembra svanito nel nulla. Un uomo sulla trentina del posto, conosciuto dai residenti. È stata un'amica di Anna Maria a raccontare in paese che più volte una persona di cui aveva timore, probabilmente lo stesso uomo, era andato a casa dei Nicolasi e proprio il mattino precedente al delitto si era presentato dalla vittima. La donna lo aveva invitato ad andare via e la frase della 69enne "prima o poi mi farà pezzi", forse, ma il condizionale d'obbligo, potrebbe essere riferito a questo episodio. Il tossicodipendente, che si vedeva spesso in paese, da qualche giorno è sparito. Un altro giallo, ovviamente, tutto ancora da chiarire. Cauto il sindaco di Cison, che ammette di aver sentito le voci in paese. Le voci le ho sentite anch'io, non mi risulta, anche perché non faccio ipotesi, avendo comunque degli inquirenti che stanno indagando, aspetto i loro risultati. A microfoni spenti però la conferma di questi sospetti e ricerche in atto arrivano. Intanto si attendono i risultati degli accertamenti compiuti dai RIS. Dalle prime indagini i militari di Parma avrebbero individuato tracce biologiche e impronte sulle quali verranno presto effettuate le analisi. Si tratta di materiale ritenuto di grande interesse. Non solo, ma l'anatomopatologo Alberto Furlanetto potrebbe chiarire anche molti dubbi sull'ora dell'omicidio e soprattutto sulle tracce rinvenute sotto le unghie delle vittime. Insomma, potrebbe esserci presso una svolta su un giallo che davvero sta terrorizzando un paese intero. Anna Maria e Lori sono stati massacrati con ferocia, uccisi sotto i colpi di un coltello con una lunga lama. L'assassino ha poi infierito sul corpo dell'uomo. Rabbia, vendetta? La gente vuole sapere al più presto il nome di chi ha compiuto un atto tanto violento. Non è ancora stato fissato il giorno del funerale della coppia. Da Cison a Farra di Soligo, nei paesi regna la paura, un sentimento difficile da scardinare, almeno fino a quando non verrà trovato il responsabile dell'assassinio dei coniugi Nicolasi. Mi fa spavento la gente che non tu conosca, come che qua che passa un traffico di gente straniera, mi ho paura, mi fa paura. Paura fra i cittadini, paura delle persone che non si conoscono, un sentimento che è cresciuto dopo il duplice omicidio dei coniugi Nicolasi e che non verrà scardinato fino a quando non verrà trovato il feroce assassino. Qui ci troviamo a Farra di Soligo, nella via dove abita il figlio delle due vittime. L'anziano ci dice che nella casa più volte sono state viste delle persone che lui non conosce. La settimana passata qua era 4 macchine, ieri stati qua fino a mezzanotte sicuro. Perché avevo visto, mi sono dato il letto e ieri arrivai qua verso le 9, 8:30, 9. Dimmi, so che gente che era.
Il figlio che vive in Germania e che da ieri dovrebbe essere nel Trevigiano, nelle prossime ore sarà ascoltato dai carabinieri, così come è stata sentita più volte la sorella che vive invece insieme ai genitori. Quella mattina terribile lei era uscita per andare a lavoro e a rientro ha trovato il massacro. Il sindaco di Cison spera che al più presto venga assicurato alla legge l'assassino o gli assassini, perché la paura è palpabile. Ed ora torniamo a parlare del voto di domenica, perché se da un lato ha sancito la vittoria del Movimento 5 Stelle della Lega, dall'altro ha decretato il crollo del Partito Democratico. Tra i nomi illustri che rimangono fuori dal Parlamento, quello di Laura Puppato, che dice ha vinto la paura, è stato ingigantito il tema dell'immigrazione. L'esito delle elezioni costringe il PD a fermarsi e fare una riflessione. Grande esclusa Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, che dice ora mi riprendo la mia vita, ma su questo risultato è categorica, ha vinto la paura. Sicuramente ha avuto buon frutto, diciamo, una grande possibilità di essere premiati dai cittadini con il voto, il fatto della paura, quindi è stato ingigantito il tema dell'immigrazione, immigrazione di 500.000 persone in 5 anni con le guerre nel Mediterraneo, quando sappiamo che la Germania ne ha gestito benissimo in un solo anno 1.200.000. Però quando non si vuole collaborare, si soffia sul fuoco, può capitare che naturalmente si passi dalla parte della ragione. Molti errori sono anche stati commessi, devo dirlo, in una gestione che poteva essere certamente migliore. Poi aggiunge, i cittadini non hanno valutato come meritava che abbiamo risanato il paese. Il fatto che abbiamo creato 1.100.000 abbondanti posti di lavoro, metà dei quali a tempo indeterminato, oppure che abbiamo finalmente messo in pari la giustizia con tutta una serie di lungaggini che sono stati molto ridimensionati, non a caso la Corte dei Conti piuttosto che il capo dei magistrati veneto ci ha dato atto del lavoro enorme che è stato fatto anche in questo ambito. Poi la frecciatina a chi ora dovrà andare a governare. Purtroppo si è creduto alle sirene. Promesse, adesso le vediamo attuate, no? I 1.000 euro al mese per i pensionati, il reddito di cittadinanza, non a caso partito da un uomo del Sud, come tutta la dirigenza dei 5 Stelle, sono tutti dirigenze a sud di questo paese, non a caso hanno preso il 47-65% nella Campania, nel napoletano in generale, in tutto il sud Italia. Credo che stiamo mettendo a rischio il paese con questo voto, ma spero di sbagliarmi. Laura Puppato spiega che ora si riprenderà in mano la sua vita, ma non dirà addio alla politica. Certamente continuerò a fare politica a modo mio, e cioè occupandomi e partecipando, occupandomi dei problemi e partecipando, ma senza l'assillo, quindi insomma non così male. Intanto a Treviso si pensa già all'appuntamento alle urne di maggio con le amministrative, ma sia la Lega che il Partito Democratico sono concordi nel dire che si tratta di tutta un'altra partita rispetto alle politiche. Treviso guarda avanti perché il voto delle politiche di domenica inevitabilmente porta a proiettarsi già alle amministrative di maggio. In centro città la Lega vince con il 27,1%, risultato però poi non così nettamente superiore al Partito Democratico che incassa il 23,2%. Dunque, se a livello regionale e provinciale il gap tra i due partiti è considerevole, diversa la situazione nel capoluogo. Insomma, giochi aperti per la partita del sindaco perché, dicono dall'uno e dall'altro fronte, le amministrative sono un'altra partita rispetto alle politiche. Si valutano di più le persone in campo, si valuta quello che è accaduto nel proprio comune. Noi siamo fiduciosi, anche perché uno dei tratti caratteristici dell'azione di Manildo è quello di essere un'amministrazione civica. Ci sono numerose liste civiche, anche radicate nell'ambito del centrodestra, e quindi è una partita diversa. E poi c'è il Movimento 5 Stelle che a Treviso si attesta al 20%. Coinvolgere su una logica di buona amministrazione, di inclusione, di ascolto e partecipazione anche le istanze più razionali, le istanze innovative del Movimento 5 Stelle. In casa Lega il voto di domenica ottenuto dalla coalizione di centrodestra può e deve essere la spinta per riproporre la stessa alleanza anche alle amministrative. È un'altra partita, ma è speculare a questa alla fine, perché l'alleanza è auspicabile sia la stessa. In provincia di Treviso in particolare le coalizioni di centrodestra è già abbastanza delineata. Adesso vediamo se in particolare su quello che è il sostegno al candidato della Lega Mario Conte su Treviso città
tenteremo di metterci d'accordo anche con Fratelli d'Italia in modo da riproporre l'alleanza che è a Roma in questo momento. Ora serve un atto di responsabilità da parte di chi andrà a governare, lo dicono le categorie economiche e sociali dopo il voto di domenica. Lo scenario di incertezza e il rischio governabilità emersi dopo il voto di domenica preoccupano le categorie economiche e sociali che ora chiedono alle forze politiche chiamate a governare un atto di responsabilità. Creare in tempi rapidi un governo che spinga sulle riforme è la priorità, perché questo significherebbe avere prospettive future. Le elezioni ci dicono che abbiamo un paese diviso, significa che le regole del gioco vanno modificate. La questione dell'Italia divisa politicamente in 3 blocchi non deve essere un elemento, tra virgolette, di scusante, perché se è stata scelta questa legge proporzionale significa che tutti sapevano che bisognava poi mettersi d'accordo. È un governo, magari a sostegno di chi ci vorrà stare, non è compito nostro deciderlo, che dia un po' di chiarezza su tutto quello che è in itinere, perché quello di cui ci preoccupiamo è che non ci possano essere delle interferenze negative su questa ripresa che non tutti ancora vedono, ma che può essere l'elemento per far crescere ancora questo Paese. Anche il sindacato ha bisogno di risposte in tempi rapidi alle tante questioni ancora aperte sul tavolo. Che il governo si formi il prima possibile, che si riprenda il confronto che il sindacato ha ancora aperto con i precedenti governi sui temi dei pensionati rispetto alla rivalutazione delle pensioni, sul tema di chi lavora e delle regole per andare in pensione che sono regole troppo rigide. Poi bisogna prendere in mano quello che noi abbiamo chiamato l'anno scorso il piano per il lavoro, quindi un piano a livello nazionale che però si sviluppi territorio per territorio per fare infrastrutture pubbliche che mettino a posto i disagi ambientali che si sono creati. Auspichiamo in particolare che non vengano smontate o peggio azzerate quelle riforme che stanno producendo effetti positivi per il lavoro e le imprese, a dirlo il presidente di Un'Industria Treviso, Maria Cristina Piovesana. La prova del governo che toni e comportamenti diversi da quelli della campagna elettorale per poter compiere con impegno e fatica quei passi che servono per far crescere il nostro paese, conclude Piovesana, e dare un futuro ai giovani. Ottimista per il rinnovo della classe politica, uscito dalle urne il passionario dei risparmiatori truffati Patrizio Miatello, che ai neoeletti dà però delle scadenze stringenti. Sentiamo. Promesse da mantenere per dare ristoro il prima possibile ai risparmiatori truffati. Dopo quella che definisce una chiara svolta impressa dagli elettori veneti, Patrizio Miatello dell'associazione Zelino Daunara pungola i neoeletti. Chi ha vinto si prenda la responsabilità di governare, dice, e si faccia carico a stretto giro di mantenere le scadenze legate al fondo per il risarcimento delle vittime del crack delle popolari. È una legge votata, quindi noi chiediamo alla politica tutta di fare immediatamente in modo che queste norme attuative che noi abbiamo proposto vengano mantenute entro il 30 di marzo 2018. Questo perché siamo in piena emergenza, questo è un banco di prova per la politica nuova che noi ci auguriamo rispettino quello che hanno votato. Noi siamo disposti a venire a Roma, in qualsiasi parte d'Italia, perché il problema bisogna risolverlo subito, immediatamente. Il 30 marzo è una data chiave, ribadisce Miatello. Sono le scadenze delle norme attuative, quindi i paletti o non paletti del fondo, dell'accesso al fondo, l'aumento dell'alimentazione del fondo, perché è stato creato con soli 100 milioni, siccome ci sono i conti dormienti che hanno risorse che non si sa, chi dice 10 miliardi, chi dice 15, noi ci interessa che quei soldi vengano messi nel fondo. Quindi si faciliti l'accesso dei risparmiatori senza ulteriori costi a loro carico. I risparmiatori non hanno più soldi ed è giusto che vengano ripagati dei loro risparmi il più presto possibile.
Gli scontri del derby durante il derby Vicenza-Padova dello scorso 27 gennaio con 4 poliziotti feriti. All'alba la polizia ha compiuto una serie di perquisizioni nelle case di 19 ultras, tra loro anche un trevigiano. Rischiano fino a 8 anni di daspo. 19 ultras indagati, 16 perquisizioni all'alba nelle abitazioni di supporter bianco scudati a Padova, una nel Trevigiano. Ferma la risposta della polizia che dal 27 gennaio, giornata del derby Vicenza-Padova, indaga sugli scontri avvenuti nel capoluogo berico fuori dallo stadio Menti. Scoppio di bombe carta, incendi, manganelli e aste, da una parte agenti di polizia in servizio allo stadio, dall'altra un gruppetto di uomini, ma c'è anche una donna con berretti e sciarpe calate sul volto. Le accuse a loro carico sono pesanti. Procediamo nei confronti di 19 indagati resisi responsabili di vari reati: la violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il travisamento in occasione di manifestazioni sportive, il possesso e il lancio di oggetti pericolosi all'interno dello stadio, nonché fattispecie di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Non solo violenza, gli ultras vicini all'estrema destra in campo hanno fatto il saluto fascista e srotolato questo striscione con chiare allusioni antisemite e contro la tifoseria vicentina. Riconosciuti grazie alle telecamere, altro materiale è stato ritrovato dalla polizia durante le perquisizioni. Abbiamo rinvenuto in occasione delle perquisizioni materiale che ha confermato la partecipazione di queste persone agli scontri ingaggiati con le forze dell'ordine, nonché altro materiale ritenuto di propaganda ideologica, come ad esempio bandiere naziste, delle biografie di gerarchi fascisti e nazisti, nonché armi come pugnali. Tra gli ultras anche un 40enne di Limena, istruttore di arti marziali. È stato lui ad aggredire con un calcio il poliziotto più grave e a srotolare lo striscione, secondo la polizia. Una risposta ferma, spiega il questore di Padova Paolo Fassari. Costituisce una ferma risposta a chi possa mettersi in testa di agire con violenza dentro i nostri impianti. Questo tipo di reazione, oltre che per la sinergia e lo spirito di sacrificio dei nostri agenti, è consentita anche laddove esistono degli impianti di videosorveglianza efficienti. Sul tavolo della questura di Vicenza anche eventuali provvedimenti di daspo che saranno valutati nei prossimi giorni. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Treviso e provincia. Parliamo di vaccini perché sono gli ultimi giorni per le famiglie per mettersi in regola. I pediatri sono per la linea dura. Il governatore Zaia chiede buon senso per i bambini di nidi e materne che dovranno interrompere l'anno scolastico. Io penso che forse un po' di buon senso rispetto a questi bimbi delle scuole dell'infanzia ci voleva, non si possono mandare fuori in strada i bimbi semplicemente perché alcuni mancano le vaccinazioni, e lo dice una persona che crede nelle vaccinazioni. Stigmatizza le modalità di applicazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie il presidente Zaia, tornando su un tema che ha visto tra il Veneto e il governo un duro scontro lo scorso ottobre. La scadenza del 10 marzo si avvicina, molte famiglie hanno già ritirato i bimbi da 0 a 6 anni non vaccinati da asili e scuole d'infanzia. Chi decidendo di tenerli semplicemente a casa nel pieno dell'anno scolastico, chi andando in cerca di strutture alternative dalle credenziali non sempre chiare. I vertici regionali della Federazione Pediatri spingono perché i bambini non in regola vengano allontanati. Intanto il Ministero ha fissato il 30 aprile come data in cui scatteranno le sanzioni da 100 a 500 euro. Mi sembra di aver capito che c'è una circolare del Ministro che nottetempo, qualche ora prima di andare a votare, ha dato una proroga. A forza di proroghe finirà che è buono il decreto che noi abbiamo ritirato, no? La verità è che si è fatta una legge che impone la vaccinazione a tutti. La vaccinazione da 0 a 6 anni è imposta per legge, e se il bimbo non è vaccinato, quindi stiamo parlando degli asili, se ne deve tornare a casa a metà anno scolastico. Invece da 6 a 16 anni, nessuno mai lo dice, se il ragazzo non è vaccinato se ne sta tranquillamente a scuola. Il vero problema riguarda i piccoli, quindi molte famiglie, concentrate principalmente tra la Castellana e il Bassanese, preparano cause contro l'obbligatorietà, altre attendono dal nuovo governo un cambio di rotta.
Torniamo alla cronaca. Arrestato dai carabinieri il giovane bandito che, armato di coltello, oggi intorno a mezzogiorno ha rapinato il supermercato CRAI di Villorba. È entrato nel supermercato con il volto travisato e armato di coltello, intimando alla cassiera di consegnargli l'incasso della mattinata, circa 800 euro. Ma la pronta reazione dei titolari e l'arrivo in pochi istanti di una pattuglia dei carabinieri che si trovava a poche centinaia di metri ha permesso di catturarlo mentre stava ancora all'interno del market. A fare da sfondo alla rapina avvenuta in pieno giorno il supermercato CRAI di Lancenigo di Villorba, in via Montegrappa. A ridosso dell'orario di chiusura per la pausa pranzo, il giovane bandito, un 23enne italiano con precedenti di polizia, ha tentato il colpo nel negozio brandendo una lama. Ma i titolari non si sono fatti trovare impreparati, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo dei militari che lo hanno arrestato in flagranza. L'autorità giudiziaria lo ha posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Voltiamo pagina. Domenica 11 marzo, stop alle auto all'interno delle mura cittadine di Treviso, ma di ambiente si parlerà in diversi appuntamenti durante tutta la settimana. Domenica ecologica l'11 marzo a Treviso, dalle 8 alle 18, transito vietato alle auto all'interno delle mura cittadine, come da ordinanza firmata dal sindaco Manildo. Lo stop auto non interessa invece né il PUT né i quartieri fuori dalla cinta muraria. Liberi di circolare i mezzi di residenti o di soccorso e quelli a emissioni zero o a metano e GPL, purché in possesso dell'autorizzazione scaricabile dal sito del comune o in distribuzione all'URP. Vista la concomitanza con la sesta edizione del Roller Day Marathon Treviso, la città si trasformerà in una grande pista di pattinaggio, ma iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali sono previste tutta la settimana. Parleremo di fiumi, parleremo di contratti di fiume, di salvaguardia del Botteniga, del Pegorile, parleremo di visitare una città in modo diverso, camminando con la guida dell'architetto Gemin che ci porterà a vedere gli affreschi dell'Urbs Picta. Ambiente siamo noi perché vogliamo incentivare l'uso di mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, biciclette elettriche, auto elettriche. L'ambiente siamo noi perché siamo anche responsabili e potremmo anche essere avvantaggiati nell'efficientamento energetico delle nostre abitazioni. Saranno i funzionari dell'Agenzia delle Entrate a spiegare come risparmiare. L'8 marzo verranno inoltre presentati 2 progetti green di prossima realizzazione, l'aumento delle centraline di ricarica elettrica in centro storico e un piano sperimentale per riutilizzare l'energia prodotta dai salti d'acqua all'isola della Pescheria. L'11 marzo i protagonisti della giornata promossa dal Forum Ambiente da Cassugana saranno invece i fiumi di Risorgiva. L'area Botteniga, Pegorile, Giavera, quindi un percorso di affluenti, di 3 affluenti, e poi il Storga e l'Imbraga. Dovrebbero diventare un'area fruibile sotto vari aspetti, sia per attività ludiche, occasioni per creare dei nuovi servizi, di nuove opportunità di fruibilità da parte dei cittadini. Un incidente stradale ha messo fine ad Island Alone, il giro dell'Islanda del corridore di Castelfranco Veneto Andrea Budu Toniolo. Il giovane sabato scorso è stato investito da un'auto riportando lesioni alla spalla e alla caviglia destra. Si trovava a 15 km dalla città di Vic, con 20 a 70 km orari e temperature sotto i 5 gradi. Nonostante i forti dolori è riuscito a raggiungere un centro abitato dopo altre 3 ore di cammino. Nelle prossime ore Andrea Toniolo farà rientro in Italia. Abbiamo parlato prima, proprio della domenica ecologica, dell'appuntamento che ci sarà l'11 marzo a Treviso, ovvero la 10ª edizione del Roller Day. Tanti campioni e gli appassionati in arrivo nella Marca per partecipare a questa spettacolare disciplina. Treviso diventa la capitale italiana del pattinaggio a rotelle. Domenica prossima, in concomitanza con la Domenica Ecologica, si svolgerà la 10ª edizione del Roller Day. Pattinatori di tutto il mondo trasformeranno la città in una grande palestra a cielo aperto. Ospitiamo per la 10ª volta la Roller Marathon Treviso. È anche un momento importante per quanto riguarda come Comune di Treviso di ospitare tanti atleti stranieri. Più di 400 le adesioni di campioni e professionisti provenienti da Spagna, Germania, Francia e persino da Messico, Russia e Colombia.
Sul percorso di 5,2 km dentro e fuori le mura verranno disputate la mezza maratona di 21 km e l'impegnativa maratona di 42 km. Sì, ci saranno anche campioni internazionali dal Messico come Mike Paez, Ewan Fernandez dalla Francia, 7 volte campione mondiale, e i nostri idoli italiani come Duccio Marsili, Carlotta Camarin trevigiana, Federica Di Natale dalla Sicilia, tutti campioni italiani e comunque nel Giro della Nazionale. Tanti gli eventi dedicati agli appassionati di questa spettacolare disciplina. Le famiglie e i bambini potranno divertirsi con la Family Roller, 5 km senza finalità agonistiche, con iscrizioni sino a poco prima del via. Il Roller Day sarà anche una passerella per gli atleti della Polisportiva Casiera e dello Sporting Treviso, organizzatori dell'evento a partire dagli azzurri Carlotta Camarin e Davide Paoli e della campionessa Erika Zanetti. Partirò con il numero 1, per me è un grande onore, anche perché ormai sono quasi 6 o 7 anni che partecipo alla Maratona di Treviso, l'ho vinta anche una volta e quindi tornare dopo un anno di assenza, insomma col numero 1 è un onore. Nel pomeriggio lo scenario cambia con le gare di velocità, i 100 metri in corsia, uno spettacolo inedito per il pattinaggio che sta riscuotendo notevole successo. E l'Alpine Speed Slalom, una prova tra i paletti sul modello dello sci alpino. Infine lo skate slalom, un'altra prova tra i paletti. L'8 marzo alle 18 la premiazione nell'Auditorium di Santa Caterina del premio Riflettore Donna. Il Comune di Treviso consegna il riconoscimento alla Presidente di Telefono Rosa, Daniela Zambon. Quest'anno il premio Riflettore Donna sarà assegnato a Daniela Zambon, fondatrice di Telefono Rosa Treviso. Il premio viene conferito dal sindaco con il parere della consulta e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso per la seguente motivazione: per aver colto in tempi ancora impensabili la necessità e l'urgenza di dare ascolto alle donne maltrattate, per aver dato voce alle donne che non avevano voce, permettendo loro di riprendere in mano il filo della loro vita. Quest'anno è stata individuata la persona di Daniela Zambon, che è stata la fondatrice di Telefono Rosa di Treviso 30 anni fa. Quindi riteniamo che l'opera che lei ha svolto in questa città in favore delle donne sia veramente encomiabile e vale la pena di riconoscere questa attività che lei ha fatto. Nell'ambito della cerimonia del prossimo 8 marzo, presso l'Auditorium del Museo di Santa Caterina, verrà inoltre consegnata una targa alla signora Tina Dallarmi Murgia, quale riconoscimento per il suo impegno nella Resistenza. Verrà conferita una targa come una forma di riconoscimento alla signora Tina Dallarmi Murgia, che è stata staffetta nella Resistenza e che ha sempre combattuto in difesa degli ideali di giustizia e di libertà. Quindi riteniamo che anche nei suoi confronti sia opportuno manifestare la gratitudine della città. È tutto con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Subito dopo di noi, nuova puntata di 20:10, ospite in studio il professor Paolo Feltrin, politologo. Insieme a lui parleremo del futuro dell'Italia dopo il voto di domenica. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Bentrovati a un nuovo appuntamento con il meteo di Antenna 3. Ancora una giornata all'insegna delle nubi e delle piogge sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 7 marzo. Su tutto il territorio del Veneto cielo molto nuvoloso o coperto con piogge frequenti nel corso della giornata, localmente anche di moderata intensità. Diamo anche uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, le massime saranno invece oscillanti tra i 5 e i 10 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge nel corso della giornata e anche con qualche temporale sul Triestino. Temperature minime comprese tra 4 e 7 gradi, massime invece oscillanti tra 7 e 11 gradi. Concludiamo infine con la situazione del Trentino Alto Adige. Nubi e piogge piuttosto diffuse nel corso della giornata anche su questa regione.
Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, massime invece tra gli 8 e i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per oggi è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.